Strategie di implementazione in epatologia, dalla medicina basata sulle evidenze a una buona pratica clinica. Questo è il tema di questo interessante convegno medico-scientifico che l'Ordine sta organizzando. Sì, oggi l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Agrigento, in collaborazione con il Promise, questo dipartimento dell'Università di Palermo, la struttura di gastroenterologia, la scuola di gastroenterologia dell'Università di Palermo, hanno pensato di fare questo incontro sulle malattie del fegato, questa tecnica di implementazione, questo studio che permette di interagire i medici, perché a questo punto non possiamo dire i medici di medicina generale, i medici a 360 gradi per affrontare queste patologie che sono dove abbiamo una alta morbidità e mortalità e che incidono sia sulla qualità della vita dei pazienti, sia sulla struttura sanitaria, sulla sanità pubblica in termini, perché no, anche economici. E quindi abbiamo casi di patologie del fegato come la cirrosi, lo steatosi non alcolica, l'adenocarcinoma o altre patologie dove è necessario un continuo aggiornamento e di scambio di vedute e di studi tra i vari operatori, dal radiologo, al gastroenterologo, al medico di medicina generale, a tutte le varie professioni che si approcciano con questa patologia. Ed è importante questo scambio di opinioni che possa arrivare a una maggiore e migliore guarigione da parte dei pazienti che sono affetti di questa patologia. Il mio punto di vista è quello che questo congresso, secondo me, è l'inizio di un percorso che vuole la collaborazione attiva che c'è sempre stata, ma comunque deve essere implementata, tra i medici del territorio e i medici ospedalieri. Questo perché più che mai in epatologia, come nelle altre branche della medicina, perché soltanto questa interazione può dare frutti sicuramente positivi nella gestione dei pazienti che più che mai necessitano di un'assistenza continua nell'ambito della patologia. Serve perché nell'ambito delle patologie serve una strategia di medicina preventiva e quindi in questo caso le varie fasi i vari momenti possono intersecarsi tra di loro e dare i frutti dovuti. Quella che la formazione rappresenta per me e per noi tutti, Ordine dei Medici, un pilastro cardine dell'attività quotidiana e assistenziale dei nostri pazienti, dei nostri assistiti. Giornate come quelle di oggi, questa è la prima giornata, la seconda sarà sabato 25, sono per me essenziali perché permettono sicuramente di acquisire tutti quelli che sono i più recenti aggiornamenti in oggetto del tema, ma in particolare permettono di realizzare quella che è una sinergia umana, personale e professionale tra tutti gli attori di un sistema assistenziale costituito dall'ospedale, dal medico di famiglia, dalla specialista ambulatoriale, dall'università. E giornate del genere sono uniche, ripeto, ed essenziali per la crescita professionale e anche umana, secondo me, di noi tutti i medici, in funzione dell'assistenza dei nostri assistiti. Oggi si parla di tumori anche al fegato in questo interessante convegno medico-scientifico organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento. Allora, noi abbiamo organizzato un congresso in cui si discuterà delle malattie di fegato. Oggi discuteremo di più delle malattie virali e delle malattie metaboliche. Il prossimo sabato ci sarà un'altra giornata in cui discuteremo della cirrosi compensata e scompensata e dei tumori del fegato e del trapianto di fegato, che è diventata una possibilità importante. Adesso è migliorato l'accesso al trapianto principalmente in Sicilia, quindi è un congresso che mette a confronto la medicina del territorio, quindi medici, medicina generale, i medici degli ospedali
dell'ASPI di Agrigento, con un centro di riferimento per le malattie di fegato che è la gastroenterologia del Policlinico di Palermo, dell'Università di Palermo, per una collaborazione fattiva. È un progetto di rete, che significa collaborazione continua, organizzata, strutturata tra gli ospedali, anche delle altre città, Catania, Messina, e la medicina del territorio, perché adesso, come abbiamo discusso nell'ultima sessione, è partita la riforma della sanità siciliana, in cui la sanità del territorio sarà il punto fondamentale, cruciale di tutta l'organizzazione. Quindi nel momento in cui si parla di assistenza integrata, si parla di assistenza domiciliare, si parla di nuovi approcci sia diagnostici sia terapeutici, non è possibile non parlare di collaborazione tra il territorio e i centri specialistici. Questo è il nostro obiettivo e questo saranno gli argomenti della giornata. Oggi siamo qui riuniti per parlare di una problematica davvero molto importante, ed è quella dell'uso dell'alcol. Purtroppo indagini statistiche recenti mostrano che una buona fetta della popolazione giovanile fa uso di alcol, anzi direi abuso. Parliamo di una popolazione giovanile, compresa di età tra i 14 e i 16 anni, più dell'80% fa già uso di alcolici, e di recente anche in età più precoce, addirittura dai 13 anni, in modalità cosiddetto binge drinking, che non consiste nel consumare alcolici più di 6 unità di alcol, a volte anche di superalcolici, in tempi ridottissimi, nell'arco di poche ore. Questo è come dare un pugno nel fegato e un pugno al cervello, cioè proprio come quello che accade al pugile quando subisce questo tipo di trauma. Purtroppo l'alcol è una droga, infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità la considera una droga, dal punto di vista giuridico una droga legale, ma è un tossico, è una sostanza psicoattiva che dà tolleranza e dipendenza. Purtroppo gli effetti euforizzanti, che consistono poi in una inibizione, non in una slotinizzazione, ma proprio un'inibizione dei centri regolatori e di controllo, produce questi effetti inizialmente di euforia, di disinibizione, di ansiolitico, che però vengono pagati amaramente e molto ad alto prezzo, perché questo poi nel breve volgere di tempo si ripercuote in danni a tutto l'organismo, soprattutto abbiamo detto al fegato e al cervello. Per riottenere lo stesso effetto bisogna consumare dosi di alcoliche sempre maggiori o di aumentare il tasso alcolico. Questo viene ottenuto utilizzando escamotage quali bevande con sciroppi o bevande in cocktail ricchi di frutta. E questo purtroppo, abbiamo detto, produce degli effetti sia immediati ma soprattutto a lungo termine. Così i giovani, avviati a questo consumo, cominciano ad accusare nell'arco di qualche mese disturbi di tipo mentale, quali per esempio disorientamento, perdita della memoria e decadimento del quoziente intellettivo e con scarso rendimento scolastico. Slotentizzare gli istinti significa anche poi avviarli a azioni violente che si ripercuotono poi socialmente in azioni, diciamo, di pericolo sia per la propria incolumità ma sia anche per quella degli altri. Avviene anche al consumo purtroppo di altre droghe che, anche se più pesanti, ma che iniziano proprio con il consumo dell'alcol. Mi riferisco ai cannabinoidi e alle droghe più pesanti. Quindi il ruolo nostro, diciamo di medici, sia pediatri che medici di medicina generale, ma soprattutto delle famiglie, è quello di vigilare, di stare molto attenti, passare il messaggio che l'alcol purtroppo è un tossico, soprattutto nei bambini, nella fascia, diciamo, dell'adolescenza, quando ancora non sono predisposti quei meccanismi presenti nell'adulto che consentono all'organismo di disintossicarsi. Raccomandare alle donne in gravidanza di non assumere alcolici, perché l'alcol supera la placenta e purtroppo può creare danni al feto e all'embrione.
consigliare alle mamme di non bere alcolici durante l'allattamento perché l'etanolo attraverso il latte viene ingerito anche dai bambini, dai neonati, creando poi a questi disturbi neurologici che si possono presentare anche con irritabilità, turbe del sonno, e queste sono molto frequenti soprattutto nelle donne che assumono alcolici, e soprattutto agire fin dall'infanzia, fin dai bambini, spiegando loro che non si deve bere l'alcol, dando il buon esempio, stimolando i stili di vita corretti e cercando di vigilare sempre e attentamente, inviare nei casi in cui ci sono anche dei quadri psicopatologici di nevrosi ansioso, di nevrosi depressiva, dove l'alcol fa da compensatore ma che in realtà poi li fa precipitare sempre più in basso, aiutarli, rivolgersi agli specialisti, allo psicologo se è il caso, che può aiutare sia i soggetti affetti dall'alcolismo ma anche le famiglie di cui fanno parte, ma evidentemente anche nei centri di alto livello specialistico nei casi estremi.